Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Io qua a Valgrande oggi mi sono ritagliata un po' di tempo per una passeggiata. I colori stanno cambiando, il nostro paesaggio sta proprio mutando, le foglie, gli alberi, il tappeto su cui noi camminiamo tutti i giorni sta avendo quelle sfumature che preannunciano un po' l'autunno, ma l'autunno nella parte quella più poetica, quella dei colori, del rosso acceso, del marrone, del colore marrone, del colore ambrato che troviamo anche nella frutta e nella verdura di questa stagione. E sono quei colori che, come sempre, cerchiamo di portare anche all'interno delle nostre stanze, dei nostri ambienti e che mettiamo all'interno dei nostri piatti, utilizzando sempre i prodotti della stagione. Per cui confezionando menù all'insegna del apriamo e guardiamo quello che la natura ci mette a disposizione. Stavo dicendo apriamo il frigo, in realtà in agriturismo non funziona così, però cercando di confezionare i menù secondo stagionalità e tipicità. La caratteristica delle preparazioni di Valgrande, che in questo fine settimana sono all'insegna delle preparazioni classiche come i bigoli con il ragù di corte o l'arrosto di maiale arricchito però con la pancetta croccante o una crema di patate tiepida servita con delle verdurine, insomma qualcosa che ci faccia sempre incuriosire quando Alberto porta in tavola i nostri piatti. Se siete curiosi di assaggiare le nostre sfiziosità, vi invito a venirci a trovare e di farlo però prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento continuo la mia passeggiata ispiratrice augurandovi buona giornata. Ciao!